Bentornati in nuovissimo aggiornamento con le previsioni meteo. Fortissime piogge e temporali, nubifragi nella notte sul Messinese fino a 100 mm, paesi isolati, affonda anche una barca. Mentre vediamo in queste ore come si accumulano le piogge in modo notevole sul nord-est e sul bolognese, oltre 40 mm in poche ore. Segnalate anche delle trombe d'aria sull'Alto Adriatico e 3 trombe marine anche sul canale d'Otranto. Segnaliamo anche sul Salento meridionale in corso temporali di forte intensità che risalgono verso il basso Adriatico, che si sviluppano sullo Ionio, come possiamo notare dal satellite. In queste ore continua il vortice depressionale a portare delle forti precipitazioni fin verso l'Alto Adriatico, dove stiamo assistendo a temporali autorigeneranti sul delta del Po, colpite il Rodigino veneziano, pluviometrici oltre i 150 mm a pioggia e addirittura allagata Rosolina. Ma il vortice instabile andrà gradualmente allontanandosi verso la Grecia, perdendo intensità e garantendo il ritorno a giornate più stabili e pressoché soleggiate con caldo gradevole nei prossimi giorni. Ma cosa succederà nei prossimi giorni lo vediamo subito dalla grafica. Nella giornata di martedì continuerà il vortice di bassa pressione ad azionare ancora al sud Italia, portando dei rovesci, dei temporali localmente intensi sul Mar Ionio, con l'interessamento soprattutto dei Balcani, ancora una volta sulla Calabria, sul nord-est della Sicilia e lungo tutto il versante appenninico, ancora una volta sul Lazio, sulla Campania e sull'Umbria. Meno esposte invece le regioni del nord, con ritorno ad ampi spazi soleggiati con qualche piovasco solamente sulle Dolomiti e sulle Alpi. Comunque di debole intensità, la depressione poi si andrà gradualmente esaurendo sulla Grecia, perdendo intensità e rilasciando tanta umidità, e si aprono dunque le porte poi per il rinforzo dell'anticiclone da sud-ovest, con un clima comunque ancora gradevole, temperature massime nella giornata di martedì comprese tra i 28 e i 30 gradi sul nord Italia. Da mercoledì invece l'estate tornerà sull'Italia a causa dell'espansione dell'anticiclone afro-mediterraneo. Cosa vuol dire? Avremo il ritorno di correnti calde africane, ancora con però l'umidità rilasciata dal ciclone che ha interessato appunto la nostra penisola, quindi una umidità ancora piuttosto elevata che contribuisce a mantenere ancora un clima piuttosto fresco in quota e comunque anche sulle aree pianeggianti, comunque su valori termici tra i 28 e i 31 gradi per quanto riguarda la giornata di mercoledì, già primi picchi di 32-33 gradi sulle zone interne della Toscana. Per quanto riguarda i fenomeni, saranno possibili solamente sulle regioni meridionali, specie nelle ore centrali della giornata, con qualche rovescio sulle zone appenniniche e sulla Calabria. Instabilità diurna la troveremo anche nella giornata di giovedì, potrà essere presente ancora una volta sull'Appennino centro-settentrionale e sulle Alpi. Parliamo di fenomeni comunque nel complesso modesti, isolati, ma soprattutto sulla Sicilia, sul nord-est della Sicilia e sulla Calabria avremo occasione nelle ore diurne per qualche locale tempora. Mentre una depressione che era situata nella giornata di mercoledì sulla Grecia andrà indebolendosi, anzi esaurendosi, con ultimi locali piovaschi residui. Intanto, come notiamo, le correnti instabili di matrice atlantica saranno lontane dall'Europa, se le ritroveremo soprattutto sulla Scandinavia, sulla Gran Bretagna. Intanto l'anticiclone continua a dominare, si riprende la scena l'anticiclone africano con temperature oltre i 34 gradi sulle regioni tirreniche, specie sulla Toscana e le zone interne, a valori anche oltre i 35 gradi, al nord invece tra i 32 e i 33 gradi. Insomma, tornerà un clima caldo, soprattutto molto afoso proprio per l'umidità rilasciata dalla precedente perturbazione, di conseguenza l'afa sarà elevata dappertutto, con valori termici quindi in netta ripresa e tanta stabilità. La giornata di venerdì vedrà ancora qualche insidia sulla Sicilia per le correnti orientali che si attiveranno nelle ore pomeridiane e favoriranno qualche sviluppo temporalesco più incisivo soprattutto sul comparto centro-orientale. Altrove invece avremo della instabilità diurna possibile sulle Dolomiti, sulle Alpi, ma nulla di che dal punto di vista termico. È atteso un generale rialzo delle temperature per la massa d'aria africana che si espanderà
sempre più verso nord, condizionando il tempo su tutto quanto lo stivale, praticamente valori termici quasi ovunque sopra i 32 gradi, anzi anche oltre, fino a 35-36 gradi sulle zone interne della Toscana e al centro-sud, soprattutto sul Tavoliere delle Puglie torneremo ad avere valori di caldo intenso, quindi tanta afa. Una conseguenza possibile poi per quanto riguarda invece a partire dalla giornata di sabato, ricordiamo, potranno attivarsi delle correnti umide instabili in discesa sull'Europa occidentale in pieno oceano, in modo da favorire lo sviluppo di un fronte temporalesco a partire dalla giornata di sabato. Questa è infatti l'evoluzione che raffigura come il caldo africano continuerà ad agire soprattutto sulle zone del centro-sud con valori termici ovunque sopra i 34 gradi, afa alle stelle, al nord anche qui valori elevati, comunque compresi tra i 32 e i 34 gradi in Val Padana, sempre anche qui con afa elevata. Ecco il fronte temporalesco come vediamo addossato sull'Europa occidentale, tra la Francia, sui Pirenei, sulla Germania, e questi forti temporali tenteranno poi nella giornata di domenica ad addossarsi lungo l'arco alpino centro-occidentale, colpendo, probabilmente agendo anche sulle alte pianure e pedemontane di Piemonte, Lombardia, Trentino e il Veneto, non escluso anche il Friuli Venezia Giulia. Intanto notiamo come invece una massa d'aria calda ma comunque gradevole anticiclonica agirà sul nord-est dell'Europa portando caldo, quindi sostanzialmente piacevole tra i 26 e i 28 gradi. Insomma, una massa d'aria calda che ci interessa solo in parte e riguarderà principalmente i settori del nord Italia, comunque su valori, ricordiamo, sopra la media, ancora con parecchia umidità. Questa è la tendenza quindi per il weekend, dovremo sicuramente riparlarne. Intanto vi rimando ai prossimi aggiornamenti meteo.